Francesco Maria Luneschi, sono dottore in scienze del linguaggio, ho lavorato in un lessico corso di Laleo Caprone Pecorino. Il mio dottorato trattava di un lessico di pastori corsi, con due prospettive, una più lessigale, vale a dire lavorare i parodi che adoperano i pastori in due mestieri, e di nuovo una seconda parte in cui ho sviluppato problematiche legate a un nome proprio, vale a dire ai nomi degli animali come pastori dà i nomi ai suoi animali. Donc, come lavoro si iscrive in un quadro del programma Nuovo Atlante Linguistico Etnografico di Corsica, associata a Banca Dati della Lingua Corsa. Donc, l'idea è di raccogliere un materiale linguistico andando a fare inchieste di terreno in da Corsa Gasana. Donc, io ho registrato pastori per morire da Sisco a Portivecchio. Lo scopo di suo lavoro era di poter rispecchiare la variazione linguistica di suo lessico di pastori in Corsica. Donc, volevo sapere un po' chi erano i dinamiche che entrano a spardiera di un lessico, per un detto, vedremo studiando si parodi. Per esempio, se noi ammettiamo i parodi in dire a Ucadio, l'impreso, l'arredo, che a spardiera di certi parodi come arredo, suita, donc arredo, suita, i chiassi di impiadiere e di montagniera di pastori neolinchi e aschesi. Donc qui per Corsica l'idea era di nuovo di avere i contatti linguistici, vale a dire in termini di continuità o di rompitura con i parlati dell'Italia. Un dato interessante, ripeto, a ciò che noi sappiamo nella lingua corsa e che per tutto ciò che tocca a vicenda di Ucaggio ci sono massi parodi che possono essere in prestiti ai parlati dell'Italia settentrionale, quando parliamo più spesso di toscanizzazione dell'isola o il carattere arcaizzante dei parlati di Piemonte della Corsica e dunque di salire tra i parlati piemontini e la Sardegna. I nomi degli animali possono essere un bel esempio, posto che i nomi degli animali spesso rinviano a un'osservazione di un pastore rispetto a un colore, un pilame, una disposizione di colori nel corpo, una vettura di colori, se la taglia i colori, se le coccia o se le corruta, i colori che sono sparti nella avaccia, per un detto una capra può essere ucchiata, se la ha occhi bianchi, nasata, se la ha un naso bianco, eccetera. La lingua si trasmette abbastanza bene, posto che riusciamo a avere a poco presso lo stesso materiale linguistico anche i pastori più giovani. Io ho lavorato proprio con pastori che hanno 70 anni e più, ma volevo sviluppare inchieste di tipo generazionale per avere a giusto punto chi è che si trasmette e ciò che non si trasmette mica. Un'idea di riappropriazione potrebbe essere una collaborazione per un detto con tutti gli organismi che si occupano di formazione e tanto potrebbe essere interessante di giuarsi di lingua come arnese in a gestione di bandi o di una struttura produttiva. Siamo entrati a lavorare in un progetto di volume di un nuovo Atlante linguistico etnografico di Corsica che sarà dedicato alla lingua in generale. Dunque, io ho lavorato nelle tematiche della lingua Caprone Pecorino e sviluppiamo, ci sono delle inchieste che sono cominciate negli anni 80 i porcedi, la roba porcina e sviluppiamo inchieste i iadini, per un detto, i vaccini, anche il lavoro di bugnaggi, dunque che sarà integrato in 70 linguistico.